presentata dall'Associazione Onda che si batte contro l'abbattimento degli alberi, la controperizia sullo stato di salute del cedro di Piazzale Santa Croce, vicino al santuario di San Leopoldo, a Padova. È emerso che rispetto alla prima perizia i risultati sono completamente diversi. La prima perizia evidenzia una parte marcia, evidenzia la presenza di funghi, evidenzia la presenza di cavità e soprattutto mette la pianta in classe D, ovvero da abbattere urgentemente. La controperizia fatta dall'agronomo da noi pagato Simone Petrin evidenzia che non c'è la presenza di funghi, non c'è la presenza di parti marce, inoltre il T su R, che è l'indice per stabilire la cavità della pianta, uguale a 1, quindi non presenta alcuna cavità. Del caso si era interessato anche il consigliere Luigi Tarzia, che aveva sostenuto la realizzazione di una controperizia per verificare le condizioni dell'albero. Ora il documento verrà depositato in comune. E intanto noi chiediamo che ci sia un cambio di passo da parte del comune. Io spero che oggi si sia inaugurato un nuovo paradigma che preveda più rigore scientifico, più trasparenza e soprattutto coinvolgere la partecipazione cittadina, che come abbiamo visto in questo caso è fondamentale. Vogliamo sottolineare comunque che noi in questo caso siamo riusciti a intervenire, ma l'abbiamo saputo con tardività e per fortuna abbiamo ricevuto una risposta ampia della cittadinanza, ma ovviamente in altri casi, magari con un contesto storico meno importante e di una pianta magari con meno anni rispetto a questa, cosa è successo? Che noi non siamo riusciti a vigilare, non siamo riusciti a presentare una controperizia. La controperizia è al vaglio del settore verde e dell'assessore Bressa, che valuterà i provvedimenti da prendere vista la delicatezza della situazione, che riguarda soprattutto la sicurezza dei cittadini che quotidianamente transitano in quella zona.